Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Iniziamo la grande settimana in cui tutta la Chiesa celebra i misteri della passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Siamo chiamati a vivere questa settimana santa in un modo nuovo, particolare, strano, ma non possiamo permetterci di farci sfuggire questa occasione di vivere anche in questo modo questa settimana. E allora vogliamo iniziare questa settimana santa riconoscendoci bisognosi della misericordia di Dio. Vogliamo chiedere con tutto il cuore perdono al Signore per tutte quelle volte che ci siamo resi partecipi dei mali del mondo. Vogliamo chiedere perdono in maniera particolare per i mali che compiamo ogni giorno nella nostra vita, soprattutto alle persone che abbiamo accanto, le persone che fanno parte della nostra famiglia e della nostra comunità. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Perché mi hai abbandonato.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Matteo. In quel tempo uno dei 12, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e disse: «Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Il primo giorno degli azimi i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo per mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro ti manda a dire: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera si mise a mensa con i 12. Mentre mangiavano disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbi, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte,
Sta scritto infatti, percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge, ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. E Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù: in verità ti dico, questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. E Pietro gli rispose: anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti gli altri discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. E avanzatosi un po', si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano, e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E di nuovo allontanatosi pregava dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti. E lasciateli si allontanò di nuovo e pregò per la 3ª volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: dormite ormai e riposate. Ecco è giunta l'ora nella quale il Figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce si avvicina. Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una gran folla con spade e bastoni, mandati dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale, dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. E subito si avvicinò a Gesù e disse: salve, Rabbi. E lo baciò, e Gesù gli disse: amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, messa mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli? Ma come allora si adempirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: siete usciti come contro un brigante, con spade e bastoni, per catturarmi. Ogni giorno stavo seduto nel tempio ad insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono. Or quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote, ed entrato anche lui si pose a sedere tra i servi per vedere la conclusione. I sommi sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte, ma non riuscirono a trovare alcuna.
pur essendosi fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Alzatosi il sommo sacerdote gli disse: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Gli rispose Gesù: tu l'hai detto, anzi io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato, perché abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare? E quelli risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono, altri lo bastonavano dicendo: indovina, Cristo, chi è che ti ha percosso? Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una serva gli si avvicinò e disse: anche tu eri con Gesù il Galileo. Ed egli negò davanti a tutti: non capisco che cosa tu voglia dire. Mentre usciva là verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: costui era con Gesù in Nazareto. Ma egli negò di nuovo giurando: non conosco quell'uomo. Dopo un poco i presenti gli si accostarono e dissero a Pietro: certo, anche tu sei di quelli, la tua parlata ti tradisce. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. E subito un gallo cantò, e Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù: prima che il gallo canti mi rinnegherai 3 volte. E uscito all'aperto pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi, messolo in catene, lo condussero e consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato, perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli dissero: che ci riguarda, veditela tu. Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i sommi sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: non è lecito metterlo nel tesoro, perché è prezzo di sangue. E tenuto consiglio, comprarono con esso il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu denominato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia, e presero 30 denari d'argento, il prezzo del venduto, e i figli di Israele avevano mercanteggiato, e li diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto compareva davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: tu lo dici. E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla. Allora Pilato gli disse: non senti quante cose attestano contro di te? Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del governatore. Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo un prigioniero, a loro scelta. Avevano in quel tempo un prigioniero famoso detto Barabba. Mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato disse loro: chi volete che vi rilasci, Barabba o Gesù chiamato il Cristo? Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi fui molto turbato in sogno per causa sua.
Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò: chi dei due volete che vi rilasci? Quelli risposero: Barabba. Disse loro Pilato: Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo? Tutti gli risposero: Sia crocifisso. Ed egli aggiunse: Ma che male ha fatto? Essi a loro urlarono: Sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, prese dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla dicendo: Non sono responsabile di questo sangue, vedetela voi. E tutto il popolo rispose: Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli. Allora rilasciò Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutte le corte. Spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciato una corona di spine gliela posero sul capo come una corona, con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schiaffeggiavano. Salve, re dei Giudei! E sputatogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo percuotevano via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare sulla croce di lui. Giunti a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte, e sedutisi si facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna: Questi è Gesù, il re dei Giudei. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo dicendo: Tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano. Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti, sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, lo fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, emesso un alto grido, spirò. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in 2 da cima a fondo. La terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono.
e uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli con lui facevano la guardia a Gesù. Sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. C'erano anche là molte donne che stavano a osservare da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra costoro Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì davanti al sepolcro Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno dopo, che era quello successivo alla Pasqua, si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti, i farisei, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse mentre era vivo: dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al 3° giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicono al popolo: è risuscitato dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: avete la vostra guardia, andate e assicuratevi come credete. Ed essi andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, dicevamo all'inizio della celebrazione che iniziamo una settimana santa particolare, strana. In questa settimana mancheranno dei segni che per noi sono sempre stati importanti, a cominciare dal segno di questa domenica. Saremmo stati nella nostra piazza principale per rivivere l'ingresso di Gesù a Gerusalemme attraverso l'ascolto del brano del Vangelo e, benedicendo i rami d'olivo, avremmo ripetuto un po' la scena di quell'accoglienza che Gesù ebbe il giorno in cui entrò a Gerusalemme. Ci viene a mancare il segno, ma possiamo diventare noi segno anche di questa Domenica delle Palme, iniziando questa settimana santa con il desiderio e l'impegno di accogliere Gesù nella nostra vita, dicendo anche noi il nostro Osanna al Figlio di Davide, Osanna al nostro Redentore, al nostro Salvatore. Questa liturgia della Domenica delle Palme ci fa vivere 2 momenti che potremmo definire opposti. Il primo momento, che è quello che ci è mancato, è quello della gioia, dell'accoglienza di Gesù. Il secondo momento è la passione. Abbiamo ascoltato questo brano lunghissimo della passione di Gesù. Quest'anno ci è toccato ascoltare il Vangelo di Matteo. E abbiamo visto durante l'ascolto di questa pagina del Vangelo tutte le contraddizioni che si sono create. Dall'accoglienza si è passati alla persecuzione, agli sputi, agli insulti, alle accuse. Si è visto Gesù tradito, si è visto rinnegato. Però più
volte il Vangelo ci ha ripetuto perché si adempissero le scritture. Si doveva realizzare la volontà del Padre attraverso la passione del Figlio Gesù. Gesù doveva realizzare questa missione e anche quando Gesù si è trovato a vivere quell'attimo di scoraggiamento per cui ha detto: Signore Padre, se puoi allontana da me questo calice, in queste parole si legge il desiderio comunque di fare la volontà del Padre. Padre, se non puoi allontanare questo calice, sia fatta la tua volontà. Quante volte pure noi ripetiamo questa parola in maniera molto automatica, direi, in maniera abitudinaria: sia fatta la tua volontà. Quanto invece nella prova, in questo tempo di prova, ci ribelliamo a questa volontà, non comprendiamo, iniziamo a essere stanchi. Invece dovremmo fare come Gesù, prendendo esempio da Lui, nel vivere questo tempo come un momento di passione che certamente ci porterà alla Pasqua, anche se liturgicamente forse non vivremo la Pasqua che abbiamo vissuto sempre, una Pasqua gioiosa fatta dalle celebrazioni pasquali, dalla veglia, fatta dai battesimi, fatta dai pranzi in famiglia. Anche se non vivremo questo tipo di Pasqua, se riusciamo a vivere questo tempo di passione imitando Gesù, accettando la volontà del Padre e cercando di saper leggere, al di là di quello che possiamo leggere, anche in questo tempo un'occasione di cambiamento, di conversione. Meditiamo in questa settimana sulla nostra vita, rileggendo la parola di Dio, rileggiamo la nostra vita, mettiamoci a nudo dinanzi a questa parola che ascolteremo, come è stato messo a nudo Gesù per i nostri peccati. Mettiamoci a nudo, guardiamoci dentro, cerchiamo di capire se siamo stati pure noi come Giuda, se siamo stati pure noi traditori, e non sentiamoci a posto, perché tante volte ci illudiamo e diciamo con molta superficialità: ma io il Signore non l'ho tradito. Quante volte abbiamo tradito il Signore con i nostri pensieri, con le nostre azioni? Quante volte abbiamo tradito il Signore nei fratelli, con i nostri tradimenti nei confronti delle persone che abbiamo accanto? Quante volte lo abbiamo rinnegato il Signore, mettendo al suo posto qualcosa di più importante, anche qualcosa di più importante secondo noi. Anche Pietro, nel momento in cui si sente indicato come uno di quelli che andavano dietro a Gesù per salvare la sua vita, per paura, rinnega Gesù. Noi tante volte pensiamo, rinnegando il Signore, rinnegando il tempo che dovremmo dedicare al Signore, noi pensiamo di salvare la nostra vita, cioè le nostre cose. Devo fare qualcos'altro, devo dedicare questo tempo a qualcos'altro, quindi devo salvare questo tempo per me stesso. In realtà stiamo rinnegando noi stessi quando rinneghiamo il Signore. Spesso pure noi lo offendiamo e riempiamo il Signore di oltraggi, quando lo facciamo anche nei confronti dei fratelli. Noi possiamo diventare i carnefici della passione di Cristo e continuiamo ancora oggi a farlo soffrire con i nostri peccati, con i nostri modi di ragionare, di vedere, di pensare. Riviviamo questa passione, riviviamo questa settimana santa mettendoci a nudo dinanzi alla parola, e non dobbiamo avere paura di mettere in discussione anche tutta la vita che abbiamo trascorso fino a oggi. Mettiamole da parte le nostre convinzioni, le nostre presunzioni. Non dobbiamo essere presuntuosi, dobbiamo essere umili. Gesù, come ci diceva la seconda lettura,
ha dimenticato la sua condizione di figlio di Dio e si è spogliato, divenendo simile agli uomini. Ma questo suo divenire simile agli uomini serve per insegnare a noi ad avvicinarci, a innalzarci alla dignità di figli di Dio. Ma prima di passare alla fase di innalzamento dobbiamo scendere, dobbiamo spogliarci, dobbiamo farci umili, dobbiamo farci servi, dobbiamo essere capaci di dire pure noi insieme a Gesù: Padre, si faccia la tua volontà, non la mia. Solo se faremo così, anche una settimana santa del genere, come quella che stiamo per iniziare a vivere, potrà servire molto. Non scoraggiamoci, fratelli e sorelle, non dobbiamo avere paura quando arrivano i picchi della sofferenza. Dobbiamo avere paura se durante questi picchi di sofferenza ci scoraggiamo e ci allontaniamo dal Signore, scappiamo, lo rinneghiamo, lo tradiamo. Di questo dobbiamo avere paura, non della sofferenza, ma di come la viviamo la sofferenza. E allora troviamo in Gesù e nella sua testimonianza il coraggio per vivere tutte le sofferenze che la vita ci presenta. Questa sofferenza grande che sta colpendo tutta l'umanità, ma anche tutte le sofferenze personali che viviamo nelle nostre famiglie, le malattie, le difficoltà, la mancanza del lavoro, le incomprensioni, le sofferenze che spesso ci fanno avere gli altri con gli attacchi, le accuse, con le dicerie, con gli sparlamenti. Tutte queste sofferenze offriamole al Signore e facciamo in modo che possano servire per uscirne risorti anche noi. Viviamo questa settimana santa con questo impegno. Dobbiamo soffrire, ma dobbiamo vivere questa sofferenza con la fede, cioè con la fiducia in Dio. Ci dobbiamo fidare di Lui, anche e soprattutto, direi, in questi tempi difficili, perché da questa capacità di saper vivere e di saper leggere alla luce della parola anche la sofferenza, noi mostreremo la nostra fede e lì saremo innalzati con quella dignità che abbiamo ricevuto mediante il battesimo e che il giorno di Pasqua celebreremo nel massimo del suo splendore, perché proprio nel giorno della Pasqua noi abbiamo ricevuto questo dono immenso, il dono di diventare figli della luce, figli di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria che si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Fratelli e sorelle, eleviamo al Padre la nostra preghiera. Chiediamo la grazia di partecipare pienamente al mistero di redenzione del suo Figlio. Preghiamo insieme, diciamo: Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci. Custodisci la tua Chiesa, dona ai suoi ministri un cuore umile, generoso e sincero. Padre nostro, ascoltaci. Illumina i governanti e legislatori, conforta le vittime delle ingiustizie umane. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Consiglia chi dubita, aiuta chi vuol credere, guida chi è in cerca della verità. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Soccorri i poveri, conforta gli agonizzanti, dona speranza ai disperati. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Edifica sulla carità le nostre comunità, difendi l'unità delle famiglie, dona ai governi la gioia di lavorare per il tuo regno. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Accogli le anime dei nostri fratelli defunti, aiuta le famiglie a vivere questo momento di dolore, aiuta i medici, il personale medico e tutte le persone che si sacrificano in questi giorni per farci superare questa pandemia. Illumina i governanti e aiuta tutta l'umanità a vivere con fede questo tempo di dolore. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Accogli, Padre, la nostra preghiera nei giorni in cui celebriamo la passione del Signore e donaci la gioia di partecipare alla gioia del tuo Figlio risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore
sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta e la sua santa Chiesa. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio, affretti il giorno del tuo perdono, non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito in alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Egli che era senza peccato accettò la passione per noi peccatori e consegnandosi a un'ingiusta condanna portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Vito, Santa Maria Maddalena e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace.
Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Gesù, come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. O Padre che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza, per Cristo nostro Signore. Amen. Vi auguro di vivere questa settimana santa nella gioia nonostante tutto e di vivere soprattutto questa settimana santa cercando e facendo di tutto per farla diventare veramente una settimana santa, anche se non ci potrà essere l'aiuto delle liturgie quantomeno vissute di presenza. Non scoraggiamoci, cerchiamo di trovare i modi, le occasioni per portare dentro casa quella preghiera, quella parola e anche quei segni, ecco, che ci hanno donato i nostri padri, quei segni che ci fanno vivere la Pasqua e i riti della Settimana Santa. Volevo dire a chi ha preparato i Lapuredda, perché abbiamo messo pubblicamente l'invito a prepararli, perché la confraternita non si poteva riunire per rispettare le regole di questo periodo, per portarli li potete portare mercoledì dalle 16:30 alle 17:30, troverete qui la Chiesa Madre aperta anche per una visita, sempre rispettando ovviamente le regole, le distanze e tutti quelli che sono i regolamenti che riguardano questo periodo. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. Dio che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate aver parte alla risurrezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Affidiamo a Maria Santissima e alla sua materna intercessione la nostra vita, la vita delle nostre famiglie, della nostra comunità e del mondo intero. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Santissima Addolorata, Prega per noi. San Vito Martire, Prega per noi. buona domenica e buona settimana santa.